Ultima tappa dell'Agenda Digitale 2025. Si conclude oggi a San Donà di Piave, al VOID, al Veneto Orientale Innovation Digital, un percorso che ci ha visto conoscere e visitare 9 luoghi della nostra regione che sono diventati i luoghi del digitale del futuro. Le Innovation Lab e le palestre digitali sono un percorso che la Regione del Veneto ha intrapreso per far sì che la nostra regione abbia la capacità di diventare sempre di più una regione digitale, di trasformare i nostri cittadini in cittadini digitali. Oggi abbiamo parlato della pubblica amministrazione e probabilmente il cittadino digitale quotidianamente in futuro dovrà rapportarsi con questi nuovi strumenti. Proprio oggi lo Stato ha messo a disposizione 14 certificati digitali che attraverso la SPID sono possibili di ottenere restando a casa, ed è questo quello che crediamo sia il futuro dell'innovazione digitale legata alla pubblica amministrazione: semplificare la vita dei cittadini attraverso degli strumenti che la Regione del Veneto, attraverso il PNR e i fondi della nuova programmazione europea, avrà la possibilità di utilizzare. Per far questo c'è stato bisogno però di ascoltare dal basso quelle che sono le esigenze dei cittadini, degli imprenditori, della pubblica amministrazione, e quindi questi 9 appuntamenti ci hanno permesso di incontrare più di 700 persone, ognuna delle quali ci ha dato un'idea, ci ha dato un proprio contributo. Adesso il compito, terminato questo viaggio, è quello di far sintesi e riuscire in tempi brevi a trasformare questo percorso in condivisione con un progetto, con un piano, che è quello dell'Agenda Digitale 2025, che deve essere contemporaneo per dare strumenti immediati, ma deve avere anche una visione per permettere al Veneto di essere avanti e pronto ad affrontare le nuove sfide del digitale. Partiamo dalla finalità: migliorare la vita di cittadini, famiglie e imprese. Quindi il percorso che stiamo facendo, sostenuto dalla Regione, che qui si concretizza in VOID, quindi Veneto Orientale Innovation District, ha proprio questa funzione cioè migliorare la cultura dei cittadini attraverso le palestre digitali, migliorare la cultura anche degli enti locali nel momento in cui fanno un investimento di formazione per l'uso degli strumenti. Abbiamo anticipato di qualche mese la possibilità di scaricare stando a casa alcuni certificati anagrafici, ad esempio. Lavoreremo molto sul tema del lavoro agile per consentire di migliorare la qualità del lavoro dei dipendenti, conciliandola anche con la qualità della propria vita, e poi anche appunto offrendo servizi alle imprese. Il tutto questo chiede un investimento nelle infrastrutture, per cui ormai da 3 anni abbiamo la possibilità di accedere alla fibra nel comune di San Donà, e già stanno partendo i primi progetti e investimenti sul tema del 5G, immaginando, sperando che appunto l'innovazione digitale possa migliorare il nostro tempo, la qualità della vita e anche dell'ambiente, grazie a movimenti più intelligenti anziché consumo di carburante nei spostamenti, eccetera. Quindi tutto questo deve essere il risultato di un percorso che la Regione sta finanziando con il nostro partner locale, che coinvolge i 21 comuni della Venezia orientale, già anticipando quelle che sono anche le premesse del PNRR e quindi la missione a ciò dedicata sulla rivoluzione e transizione digitale, e anche poi il prossimo programma regionale PORFESR nella annualità 21-27. L'amministrazione regionale del Veneto, già con Agenda 2020, ha voluto dare un forte impulso alla strategia sul digitale, sia in termini di servizi ai cittadini, ma anche per rafforzare l'economia del digitale, quindi socialità, economia. Sull'Agenda Digitale 2025 insisteremo ancora di più, mettendo in rete quindi tutte le sinergie possibili anche con la nuova programmazione comunitaria, con le importanti risorse del PNRR nazionali ed europee e con le importanti risorse regionali che cofinanzieranno queste linee di intervento. L'amministrazione c'è sempre stata, continuerà ad esserci.